Cagliari, domenica 27 agosto 2017. Il capoluogo della Sardegna quest'anno più che mai ha goduto del grande boom turistico, ma era pronta a tutto questo? Quali sono stati i punti deboli di questa meravigliosa città? Ne citiamo qualcuno. Zona Ismirionisi. Percorrendo questo tratto di strada che conduce anche all'aeroporto, ci rendiamo conto di punto in bianco della presenza di un restringimento della carreggiata. Proprio all'interno di una delle due corsie sono stati realizzati dei parcheggi che ospitano circa 8 macchine in tutto. Le due corsie erano state realizzate perché a sinistra si svoltasse per la piazza San Michele, mentre a destra per il cimitero e l'aeroporto. Durante la settimana è molto trafficata e probabilmente per far parcheggiare qualche auto non valeva la pena creare tale ostacolo. Ma svoltiamo a sinistra e arriviamo in piazza San Michele, dove entro luglio si sarebbe dovuta svolgere l'inaugurazione e dopo tanta attesa, come assicurato dall'assessore ai lavori pubblici Gianni Chessa, lo spazio sarebbe stato nuovamente fruibile, ma è ancora tutto esattamente come prima. Spostiamoci verso il centro e, lungo il percorso, scorgiamo il vecchio ponte della Scafa costruito intorno alla metà dell'Ottocento e probabilmente mai revisionato e ristrutturato. Eppure, nel 2015 era stato finanziato il progetto della Giunta Zedda per la rinascita del vecchio ponte che sarebbe dovuto diventare ciclopedonale per il collegamento da Cagliari a Giorgino, ma non si è saputo più niente. Arriviamo in via Roma, transenata alle auto e resa pedonale assieme al largo. Decisione definita la più grande rivoluzione degli ultimi 50 anni, oggetto di tante polemiche. Ma è stata davvero una decisione infelice? Forse no, ma incompleta. Ben venga la grande piazza che accoglie turisti e croceristi, ma a parte il grande spazio pedonale, qualche ombrellone, circa 4, con sotto qualche tavolino, cos'altro offre? La poca gente ha continuato a passeggiare sotto i portici dove almeno si godeva un po' d'ombra, anche se i negozi erano chiusi. Sì, domenica di agosto i negozi chiusi, ma doveva restare tutto aperto, doveva essere pieno di bancarelle e animazione. Cosa ci fanno tutte queste impalcature a nascondere la bellezza degli edifici storici? Sono così da anni. I lavori dovrebbero essere iniziati in autunno e terminati entro la primavera. Città distratta. Arrivano da tutto il mondo per ammirarla e non ci si è accorti nemmeno che vaso dopo vaso qualcuno indisturbato ha rubato tutto il rame che li decorava. Distratta.
troppo distratta, che non si è nemmeno resa conto della rappresentazione artistica di questi attori. Eppure Cagliari è bella. Valorizzarla gioverebbe all'anima e, perché no, anche il portafoglio.